Aquafarm 2026 a Pordenone, uno degli stand più importanti e tra i più visitati è quello della Regione Veneto. Andiamo a conoscere gli espositori. Aquafarm è la fiera più importante nazionale per l'acquacultura e il Veneto non poteva mancare. Il 60% delle imprese di produzione ittica del Veneto sono imprese di acquacultura e siamo, insieme all'Emilia Romagna, la regione più importante per la produzione di molluschi di allevamento e quindi di acquacultura. Qui siamo con uno stand che come regione abbiamo promosso insieme alle 7 organizzazioni di produttori di prodotti ittici del Veneto. Quindi lavoriamo con loro. Ai lati loro espongono i loro prodotti d'eccellenza, dalla vongola verace alla vongola di mare, l'ostrica, le cozze e anche il pesce pescato e al centro invece proponiamo con i nostri chef, oggi qui c'è con noi lo chef Adriano Bersani, i prodotti e quindi i piatti della tradizione della produzione veneta. Siamo a Scardovari, nel comune di Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Siamo l'ultimo paese del Veneto e oggi intanto ringraziamo la Regione Veneto che è sempre vicina a noi. Siamo appunto nello stand della Regione Veneto e tutto nasce ormai 10 anni fa, il 25 febbraio la Perla del Delta, l'Ostrica Rosa, festeggia i 10 anni e è nato grazie ad un incontro con il signor Tarburiès, che è un imprenditore francese, il quale si è inventato il sistema che io ho importato in Italia, che va a riprodurre un effetto marea dove non c'è escursione attraverso energie rinnovabili, un impianto ecocompatibile ad impatto ambientale zero, quindi si sposa benissimo con il territorio, si sposa benissimo con quello che è successo pochi mesi fa, quindi che anche la cucina italiana è diventata patrimonio UNESCO, gli unici al mondo, e appunto facciamo l'ostrica rosa. Allora, i nostri amici intanto da casa stanno vedendo Simone che con grande maestria sta aprendo le ostriche. Anche quella è un'arte, io ci ho provato ma non ci sono riuscito, quindi la lasciamo fare a chi è di mestiere. Quali sono le caratteristiche organolettiche dell'ostrica Tarburiès, dell'ostrica rosa? Allora, l'ostrica rosa si distingue dalle altre ostriche perché innanzitutto è allevata in verticale, è allevata in corda, quindi le distanze vengono fatte da noi, quindi dall'uomo, non vengono allevate in grossa intensità, quindi hanno una forma molto più regolare rispetto alle altre e subendo molte escursioni il muscolo adduttore diventa molto più grosso, automaticamente diventa molto più resistente fuori dall'acqua, quindi anche per il consumatore finale non ha perdite e ha un indice di riempimento che è una cosa difficilmente ripetibile. È importante essere qui per rappresentare la nostra regione con i nostri prodotti, le nostre eccellenze che vengono da tutte le varie OP che vengono rappresentate in questo stand, grazie alla regione e il suo impegno che ci dà la possibilità di farci vedere, mettersi in mostra quali sono le nostre eccellenze. Quali sono le vostre eccellenze, Lorenzo? Allora, noi siamo il consorzio, siamo tra i più grandi produttori di vongole veraci al mondo. Naturalmente abbiamo le vongole veraci, che abbiamo la vongola verace bio e la vongola verace normali. Dopodiché abbiamo le cozze della sacca di Scardovari, l'unica cozza DOP in Italia ce l'abbiamo noi. E negli ultimi anni, con l'avvento, anni fa è partito il nostro amico Alessio Greguoldo con la nascita dell'ostrica rosa, grazie alla Maison Tarburiès. E negli ultimi anni, con le nuove difficoltà avvenute a causa del granchio blu, alcune persone hanno modificato il proprio allevamento di cozze in allevamento di ostriche. E questi ultimi 2 anni abbiamo trovato una nuova realtà che è anche l'ostrica Bora del signor Barone Nicola, e negli ultimi 2 anni questi ragazzi hanno cominciato a fare l'ostrica cuore, tutte eccellenze della sacca di Scardovari, un ottimo prodotto come si può vedere. Una cosa nuova, una realtà nuova che cerca di differenziare quello che è sempre stato il nostro mercato, che è la vongola verace e la cozza di Scardovari. Innanzitutto perché è un contesto istituzionale importantissimo dove abbiamo capacità e modo anche di confrontarci tra di noi addetti ai lavori, ma soprattutto con le istituzioni pubbliche, con il Ministero e con le regioni.
e soprattutto questo serve per dare la capacità a noi organizzazioni produttori di interagire in un contesto nazionale per far squadra. Questa è la parte principale per noi. Che realtà è la vostra? La realtà nostra innanzitutto è un'organizzazione di produttori che nasce nel 2005, anche se la cooperativa è del 54, sono 200 imprese, noi è una delle OP in Italia che ha sia i mestieri della pesca al proprio interno che dell'acquacoltura, quindi noi spaziamo dalla grande pesca alla piccola pesca, alla pesca vagantiva lungo i fiumi all'interno delle lagune, per arrivare poi agli impianti di mitilicoltura offshore in mare e all'ostricocoltura, recentemente un impianto che stiamo sperimentando su 6 ettari di laguna proprio con finanziamenti regionali, e avremo la prima produzione di ostriche proprio quest'anno alla fine del 2026. Il fasolaro è un mollusco bivalve che nasce e cresce a 10 miglia dalla costa di Venezia e viene pescato da imbarcazioni da Chioggia fino a Grado in tutti i porti situati. Siamo circa 87 imbarcazioni e nei 3 compartimenti di Chioggia, Venezia e Monfalcone. Il fasolaro si contraddistingue da questo colore marroncino rossastro con questa lucentezza quasi una porcellana del mare. Quali sono le caratteristiche organolettiche? Poi ci spieghi anche gli abbinamenti che si possono fare in cucina. Tra l'altro vedo che voi avete anche dei piatti pronti. Come caratteristiche si pone a metà via tra un tartufo e un'ostrica e ha comunque un gusto tutto suo che è riconoscibile quando si mangia. Si capisce subito all'interno di un piatto la presenza del fasolaro.